Amici bellini, maglietta celebrativa per Mario Falco, il famosissimo Mario Ferri, il Falco, quello che fa le famose invasioni di campo, che però purtroppo non può giocare, è un tesserato del Castello di Sangro, ma non può giocare perché ha il Daspo contro il Napoli. Che peccato, che peccato. E per questo motivo io faccio protesta e non mi guardo questa qua e mi vado a fare una doccia. E poi già pure fatica stasera, penso un poco. Niente di meno, 7-0. Ma sono forti o il Castel di Sangro è proprio scarso? Questa è la domanda. Allora nella formazione c'è un misto di partenti e di confermati, quindi non è un buon test per noi tatticamente. Non gli piace l'atteggiamento. Dai. Non gli piace. Dai, gol di Politano sul lancio illuminante di Dem. Giusto. Diciamo che Politano aveva quasi... Ma guarda Gattuso come si incazza. Mamma mia. No, ma lo capisco, perché contro una squadra così non devi avere difficoltà e devi fare semplicemente i movimenti che ti chiede l'allenatore. È bello anche il non passaggio a Milik, nel senso, la chiudo io. Qual è il problema? Tu te ne devi andare. Sono spunti. Gaetano per Milik si incarta, attenzione, arriva Politano, che dimostra di aver tecnica e di poterseli scartare tutti questi qua. Dem, Gaetano, parata del portiere. Zielinski al centro di nuovo, Gaetano la cicca, insiste il Napoli. Li stanno schiacciando adesso. C'è un pochino di effettivo forcing, perché basta, stiamo a 5 minuti solo 1-0. Non può essere. Molte amichevoli di queste qua. Di Lorenzo gol di sinistro, ci interessa sottolineare questo. Questo è calcio dove il risultato non ha importanza, bisogna sottolinearlo. Ricordiamo, che ne so, Inter Feral Pisalò 1-0, per dire, capita anche questo, perché tu stai sulle gambe, perché loro buttano il sangue contro di te, perché è l'unica occasione della vita, e tu devi provare semplicemente dei movimenti. Fare gol non è importante, devi dimostrare che hai le idee chiare. Questo serve. Milik di destro, di rapina, un corvo in quell'area di rigore. Bene. Ragazzi, io mi sto prendendo un bel rischio qua, zitti, non lo dite a nessuno, perché meno occhiali si vede di più, di diverse cose così. Quindi, just in case, vi chiedo un favore personale, voi che vi state vedendo, che siete gli amici bellini che mi seguite, seguite un attimo anche il mio terzo canale, che si chiama Fluido semplicemente. Mi metto qua e il link sotto in descrizione, perché non si può mai sapere, un giorno YouTube decide di chiudermi e dobbiamo ricominciare, quindi per favore cominciate a iscrivervi là, giusto in caso, è importante. Milik ancora di destro, viene stoppato, ma su fuorigioco. Ragazzi, a vederla così la maglietta è carina, è perché è l'azzurro che è molto bello, e devo dire che il bordino bianco aiuta la scritta Lete a essere visibile. Bisogna essere onesti, quando poi la vedi sul campo è un'altra cosa, rispetto al rendering digitale schifoso che non dovevate lasciare uscire, e tutto il Photoshop che avete fatto schifoso. Younes prova la solitaria, ma viene stoppato perché la tira addosso agli avversari. Yusai la rimette in mezzo. Di Lorenzo fuori. Ragazzi, ascoltatemi bene, io devo purtroppo scendere e andare a lavorare. La ciortolo povero, no, l'unico giorno in cui si lavora è il giorno in cui vorrei fare 50 video tutti interessanti, tutti pieni di contenuti per questo triangolare. Allora adesso voi vi iscrivete al canale, lasciate un mi piace, cliccate sulla campanella, perché stanotte appena torno posto il resto del video, quindi con il resto dei gol contro il Crotone, contro il Castel di Sangro, e tutto quello che è successo nell'Aquila, perché era una roba bellissima. Ci sono tanti spunti tattici che dovete ascoltare, quindi abbiate pazienza, perdonatemi, iscrivetevi, e poi domani il resto. Mamma mia, che bellezza, cose bellissime, importanti, non banali. Da New York, Valerio Fluido è tutto.